Ciao da Nicoletta e continuano le pilloline su suggerimento vostro. Oggi vorrei continuare a parlarvi di sensibilità e Daniele, che è nel backstage del telefono mentre mi riprende, mi ha detto una cosa, perché gli ho detto: tu cosa diresti sulla sensibilità? A te? So che non te Solitamente, lo aspettavi, ma sai che sono solitamente esperta. diciamo che le persone più fragili sono anche le persone più forti, nel senso sono come delle strutture di cristallo e diamante dove apparentemente sono un unico, ma ci sono delle strutture forti quanto fragili. È una cosa che dico sempre di me stessa: io sono tanto diamante quanto cristallo, nel senso che sono tanto forte quanto fragile. E cosa dire? Se non si esprime la propria sensibilità, prima o poi si implode o si esplode, nel senso che ci sono persone che sono talmente sensibili che tengono tutto dentro e poi creano nel tempo, somatizzando, o delle malattie psicosomatiche o una sorta di depressione, malinconia interna che non gli consente di esprimere, oppure esplodono con comportamenti violenti, con reazioni violente, allontanando in modo pazzesco tutti e tutto, un po' come un orfano, pensate, perché a volte chi è molto sensibile vuole mettere a dura prova chi ci sta vicino per capire davvero il livello di amore che queste persone hanno per noi. E immagina un orfano che viene adottato da genitori adottivi, cosa fa? Spesso li porta all'estremo delle forze perché deve assolutamente testare se questa volta sarà ancora abbandonato e deve mettere in campo tanti comportamenti, a volte più distruttivi, per vedere se le persone ci saranno ancora. E se ci saranno ancora, solo lì dirà: ok, mi amano. A che prezzo però? Quante volte tu metti in atto delle dinamiche malate per testare inconsciamente l'affetto degli altri, senza renderti conto che poi se gli altri si allontanano non è perché non ti amano, è perché hanno bisogno di pensare alla loro sopravvivenza, perché c'è un punto a volte di non ritorno dove una persona, pur amando con tutta se stessa, diventa veramente vita tua, morte mia o viceversa, nel senso che se continua ad accettare, ad accogliere certe situazioni, muore lei internamente. E quindi il mio consiglio è: prendi coscienza delle dinamiche che hai, prendi coscienza degli atteggiamenti che hai, prendi coscienza che è normale essere cristallo ed è normale essere anche diamante, non esiste o, esiste e quindi ok, sii te stesso sempre, abbi la forza di esprimerti, di dire ciò che senti, perché la nostra cultura, lo vedo anche in mio padre che compierà 72 anni, sì, a gennaio, il primo gennaio, è una cultura a volte dell'oscurantismo, una cultura in cui non ci insegnano ad esprimere ciò che sentiamo, è una cultura in cui non ci aiutano a tirar fuori ciò che siamo, è una cultura in cui si fa emergere e si pone la luce più su ciò che non va. Ero in questi giorni di Natale da mio padre ed è stato interessante perché mi ha fatto un appunto, mi ha detto una cosa che mi ha fatto un po' male, mi ha fatto un po' arrabbiare. E poi io gliel'ho detto: papà, non va bene che mi dici così, perché è come se continui a puntare sempre il dito su una cosa che non va e le 100 che vanno non le evidenzi mai. E è da 2 giorni che mi chiama ogni mattina. Ieri mi ha chiamato tipo alle 11:30 di sera, penso non sia mai successo in 20 anni. Stamattina mi ha richiamato per chiedermi come stavo, perché poi si sentono in colpa le persone e si rendono conto di essere eccessive, ma perché dopo siamo sensibili, cerchiamo di capire, fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te stesso. In realtà il comandamento è non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. A me piace volgere al positivo: fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. E allora sì, ti puoi permettere di essere sensibile, perché se tutti ragionassimo in questo modo, se tutti ragionassimo con la voglia di amare, di dare, anziché di pugnalare, probabilmente la sensibilità sarebbe una cosa importante. E io ancora oggi preferisco continuare a essere ipersensibile rischiando. E tu vuoi rischiare? Cosa metti in gioco? Cosa hai perso per non aver rischiato? Chi hai perso per non aver rischiato? E chi potresti avere accanto a te perché ti permetti di rischiare? Ciao!